Per preparare degli ottimi ravioli potete procedere nel seguente modo. Fate rosolare delle animelle, delle costine di agnello o dei pezzetti di coniglio in una casseruola dove avrete messo un po' di burro e una foglia di alloro. Fate poi rosolare anche della cervella e qualche filone. Passate tutto al tritacarne. Tritate anche del salame cotto e del prosciutto cotto grasso e magro. Avrete intanto fatto lessare in acqua salata delle verdure, e cioè borragine, spinaci, scarola, indivia. Strizzate moltissimo tutte queste verdure e fatele ripassare nella casseruola dove avevate già rosolato le animelle e le altre cose. Anche le verdure le passerete al tritacarne e le unirete agli altri ingredienti. Tritate anche qualche fettina dello stracotto con cui avrete preparato il sugo. E amalgamate bene tutti gli ingredienti. Aggiungete una grattata di noce moscata. Unite ora l'ingrediente principale dei ravioli genovesi, quello cioè che li caratterizza rispetto a tutti gli altri ravioli, ossia la maggiorana, tritata insieme a un po' d'aglio. Uniamo un bel po' di parmigiano grattugiato e un pochino di pepe bianco. Aggiungete le uova, salatele un pochino. Mescolate molto tutti questi ingredienti col cucchiaio di legno o meglio ancora con le mani, in modo che l'amalgama sia perfetto. È bene preparare il ripieno con qualche ora di anticipo, ad esempio la sera prima, in modo che riposando nel frigorifero asciughi un pochino. Impastate 1 chilo di farina con un uovo, mezzo bicchiere di vino bianco, un cucchiaino di sale e l'acqua necessaria ad ottenere un impasto morbido. Lavoratela a lungo in modo che la pasta risulti morbida ed elastica. Fasciatela con la pellicola trasparente e mettetela a riposare una mezz'ora in frigorifero. Potete ora procedere alla confezione dei ravioli. Meglio che tante parole, osservate il procedimento. Per evitare che i ravioli si appiccichino a causa della loro umidità, occorre farli sulla maglia di legno e metterli ad asciugare su teli e tovaglie. Dopo un pochino li girerete in modo che asciughino bene.
ravioli devono cuocere al largo in abbondante acqua salata. Questo accorgimento fa sì che, oltre a non attaccarsi fra loro, l'acqua riprenda il bollore in breve tempo. Trattandosi di sfoglia con pochissimo uovo, la cottura sarà breve, non più di 3 o 4 minuti. Cotti che siano, non andranno colati direttamente nel colapasta per evitare che si spappolino, ma andranno prelevati col mestolo forato e deposti nel colapasta in modo che si asciughino. Il mestolo forato viene chiamato in genovese casserea. Per condirli stendiamo sul fondo del piatto di portata un mestolo di sugo. Vi adagiamo uno strato di ravioli, cospargiamo di parmigiano, altro sugo, ravioli, parmigiano e così via. Sull'ultimo strato di ravioli, dopo il parmigiano e il sugo in misura un pochino maggiore, cospargere ancora una manciata di parmigiano. La